Sono terminati i lavori di restauro del Duomo di Mestre, iniziati lo scorso luglio e oggi presentati alla città. È stato sulla fondazione del lato destro che nel corso degli anni, anche dei secoli, di questi 2 secoli di vita del Duomo, era lentamente sprofondata, c'era stato un cedimento piuttosto forte che ci aveva un po' preoccupato. Da qui l'idea di partire con i lavori, e sono proprio i lavori che hanno implicato una grossa ristrutturazione su questa parte qui sotto la parete del Duomo. È stato un lavoro diciamo complesso, un po' fuori dall'ordinario, nel senso che siamo intervenuti in pieno centro città di Mestre, in piazza Ferretto, con tutte le problematiche di un cantiere e dell'installazione di un cantiere con una gru di oltre 45 metri nell'area della Corte della Canonica, e che ha visto le difficoltà di approvvigionamento dei materiali e di realizzazione dei restauri delle parti alte e di tutti i fronti, a partire da quello su piazza Ferretto e di quelli laterali in mattoni a vista. E oggi il Duomo torna splendente ai cittadini. Il Duomo è il Duomo della città di Mestre, non è semplicemente una delle tante chiese che ci possono essere nella nostra città, ma è stata la chiesa madre, quella dalla quale sono nate tutte le altre parrocchie. Quindi il Duomo rappresenta un po' la vita religiosa di tutta la città di Mestre. Nel corso dei lavori è stata fatta anche un'interessante scoperta. Il dipinto nella sagrestia, che si pensava fosse un'immagine simbolica di fede, raffigura invece Santa Pazienza, la mamma di San Lorenzo. Povero parroco, anche quello di quella volta, quanta pazienza avrà portata anche lui, no? Santa pazienza. L'importo complessivo è di circa 860 milioni di euro, 98.000 sono stati donati dai cittadini. Anche il comune ha fatto la sua parte, ma all'appello manca ancora qualcosa e Monsignor Gianni confida nei fedeli.